mescolata di protesta contro la ZTL a Portogruaro. Non c'erano solo commercianti, ma anche tanti cittadini, quasi 300 persone, che si sono dirette in municipio, dove hanno consegnato le chiavi di 120 negozi. Un messaggio chiaro per dire che la ZTL ucciderà le attività del centro storico. Scaltenigo in festa fino a sabato 29 giugno con la sagra di San Pietro e Paolo, cucina casalinga a partire dalle 19, pesca di beneficenza, ballo liscio fino a notte fonda e Luna Park per i più giovani. Anche quest'anno il ricavato della manifestazione sarà destinato al restauro del bellissimo campanile. Le pale eoliche sul Cansiglio causeranno uno scempio ambientale, il massacro di migliaia di volatili protetti. L'europarlamentare Andrea Zanoni punta il dito contro il sindaco di Fregona Giacomo De Luca, che ha appena firmato un accordo con Enel Green Power. Sul Cansiglio sono previste 4 o 5 pale. Nella terza edizione di MasterChef ci sarà anche la storica centrale Enel di Nove a Vittorio Veneto, scelta come location per una sfida esterna sui manicaretti takeaway. L'impianto ha ospitato per 2 giorni giudici e troupe televisiva, ma a giudicare i piatti sono stati anche i dipendenti della centrale. Verdetto top secret. Il sindaco di Abano deciso a tutto pur di rilanciare le terme. Dopo unioni di fatto per i gay e casinò, adesso si parla di legalizzare le case chiuse. Luca Claudio pensa soprattutto agli introiti che potrebbero derivare dalle case di tolleranza. Basta soltanto una legge che regolarizzi le prestazioni sessuali a pagamento. Operazione trasparenza della Polizia Municipale di Padova. Fino a sabato 29 giugno si potranno incrociare pattuglie di vigili armate di telelaser in via Buonarroti, via San Marco, via Vigonovese, via Friburgo, Corso Salboro, Lungargine Bassanello, via Goito, via Sorio e via Chiesa Nuova.